Voglio dire due parole a sto sindaco Galassia. Totò universale appartiene a Galassia. O posto era stato mettere un albero, allora sai che faccio? Ci regala Enzo Arbor. Totò con Peppino che film ha scassato. State di che poi principe l'amore è da rasata. Ti dice Simiola e pure Gigi Soriano. Ti dice Kid Slam è pure l'uomo disumano. Ti dico apertamente, frate me, ma che si fa? Ti dico con umiltà, tra miseria e nobiltà. Tanto in rima nemmeno fosse un mago. I parlamentari a bella vita e io pago. Siamo venuti loco, tipo i due a fanelli. Facciamo rap con la chitarra e pure con la livello. Colazione la mattina, cappuccino e sfugliatello. Coppa Radio Marte, noi siamo più belli. O dico apertamente, pure perché non ci stava. T'accio cattato e t'accio venuto come a Fontana Trevi. E rima che te faccio, sono più forte e rivincite. Ti tiro una risata a bocca come ha fatto il principe. Per il gran finale di questa ragazza, io spero tanto di aver fatto cosa gradita, farvi conoscere un personaggio della musica di Napoli nuovo come Kid Slam. Allora, prima di sentire il tuo pezzo, caro Kid, Sì? hai preparato quella cosa? Sì. freestyle Sì. Su Napoli? Un freestyle su Napoli, questo però è un po' più duro, vai, un po' più strong come testo. Senza parolacce però, no? No, senza parolacce. Vabbè, sempre per i senza- contenuti. Non per- voglio una autorità dalla chiesa. Perché già lui è stato anche dalla chiesa, Sì, del sì, proprio sì, del sì, forum, sì. vabbè, quella è una pagliacciata, ve lo diciamo tutto, dai. No, vabbè, dipende, ci È sono una alcune sceneggiata. cose vere, ci sono cose vere e cose finte. La tua era vera? La mia era vera, sì. Ah sì, veramente Sì, te ne sì, avevano chiamato perché quella canzone era Sì, troppo volgare, Esatto. muccu sex, andate a guardarla. Allora, vediamo che cosa hai preparato su Napoli. Lui segue Radio Marte, segue la ragazza, sa che noi parliamo sempre della città, della campagna del sud. Kid Slam dal vivo, esclusiva su Radio Marte! Allora, un freestyle piccolino sulla nostra città perché dobbiamo saper riconoscere che Napoli ha le positività e le negatività. In questo freestyle esprimo quello che vedo, quello che vivo tutti i giorni in questo paese. Allora, Napoli la situazione è complicata come un enigma, 15.000 euro e tutto quanto cacciano single. Napoli è una questione e si si accompagna lo sindaco. Sorda macchina femmina e un villone in coppa pusillapa. Fratelli sto in caso sud in do paese e l'arte. Tu dici Kid Slam che è in diretta da Radio Mart. Qui sembra di vivere in una contrada. Le tasse le pago ma l'immondizia è ancora in strada. Resto qui impalato e vedo il fuoco mentre appicca. Se la spazzatura fosse oro Napoli sarebbe ricca. Faccio un saluto a Rinero Rainbow. Faccio il rima calta mentre ho caccarte con cartis blow. Bello, vai! Michelà, ti è piaciuto? Michelangelo, ti è piaciuto? Ah, ecco, sì, ha detto di sì. Ah, meno male, se ne andava Beh, allora, questa è la prova di che cos'è il freestyle. Sono delle rime molto spesso di denuncia, molto spesso Sì, si sì, utilizzano esatto. cose molto dure, forti. Sì, molto Gianni, dure. potevo fare un piccolo salutino a qualche altro artista che secondo Sì, me anche merita. vai. Volevo salutare un altro amico che anche fa rap, Marco LMD, che ha scritto una canzone bellissima e invito tutti gli ascoltatori ad andarla a cliccare su YouTube, si chiama Non Giudico. Bene. Poi Roberto Tributo, Pasquale il professore, tutti gli amici che mi ascoltano e mi seguono e poi ovviamente tutti i fan tuoi, che ho Va visto bene. tu Gianni. No, va bene, però allora qualcuno si domanderà perché Simeone ha invitato qua Kid Slam, magari non avrà gradito. Allora il senso c'era ed è anche forte. Allora la musica di Napoli non è soltanto quella neomelodica, che pure in certi casi è bella, non è solo quella dei grandi nomi, ci sono tante cose che uno deve cominciare a scoprire per arricchire se stesso, ma anche per poter essere sempre più fieri di questa Esatto, città esatto. che produce tanta musica. Io amo sempre dire che a Napoli ci saranno più dischi che sacchette. Più dischi che Quindi, sacchetto, quindi, vero? se parlassero anche di tutta la musica che facciamo noi qua sarebbe un gran bel fatto, solo che Sì, non, ma lo tutta faranno però. mai, non lo faranno mai perché non hanno nessun interesse. Allora ci pensiamo noi della piazza. I saluti a Decibel Bellini, Decibel Daniele. Ho invitato questa mattina Kid Slam perché secondo me bisogna supportare i ragazzi, gli artisti La new generation. emergenti. No, uno può pure avere 50 anni, ma può anche Sempre essere... New Generation ne? No, ma basta che, voglio dire, se uno ha fatto un disco e ha 60 anni, non per questo deve starsene a casa. No, perché, sì, è vero. io dico i nomi nuovi in genere, ora nel tuo caso tu hai 25 anni, Artisti ma se ne avessi nuovi, sì. avuti 50... Sarebbe stato perché, uguale. ecco, mi saresti piaciuto uguale, ti avrei invitato lo stesso. Allora, Kid Slam, fa rapper, ballerino, insomma, tu sei uno che fa tante cose, no? Sì, sono poliedrico. Un po' istruttore di breakdance, ballerino sempre della disciplina riguardante hip hop e breakdance e poi mi cimento con un po' di rap, va?
Bene, allora Muccusex è il suo più grande successo insieme a Uomo Disu, che saluto con tanto affetto, un bravo guaglione. Non so se l'avete sentito, è un pezzo molto hard che contiene delle rime veramente scandalose, Gianni, a proposito di Calippo, siccome il tema è Calippo, posso fare una strofetta clean, la versione pulita di Muccusex, in Allora, modo che la versione arriviamo proprio al Calippo. non censurata ma pulita di Muccusex, Pulita, fatta pulita, qui, esatto, improvvisata. esatto, Vai, esatto. così cominciate a capire chi è Kid Slam, vai. Dedicate sfascia crisi jumper a fraola. Se vede che ti stai sbattendo un po' a Coca-Cola, passa, ma viene a te sbattuta e poi ti tuosta. Virga macchina è rossa perché sta poi ti sposta. T'atticcia, ti tira, ma chi ti crede d'essere? Si via bere non tiene, ne manca fototessere. Allora che è un momento che mangiamo e piglio grip, e poi ti porto bar e ti pavano calip. Proprio rimane in tema. Bravo! Ecco, questo non è proprio freestyle perché in questo caso il testo... Ho bannato soltanto, diciamo, le parolacce, va, diciamo. Ma un freestyle, tu ci devi spiegare che cos'è il Sì, freestyle. sì, allora il freestyle è l'improvvisazione, l'improvvisazione di qualsiasi cosa, può essere un'improvvisazione di danza, di breakdance, un'improvvisazione di rime nel Vabbè, allora, rap. traduciamo letteralmente uno stile libero. Stile libero, esatto. Un'altra esatto. domanda, poi suoniamo un pezzo e poi dopo sentiremo la tua canzone nuova. È vero che a Napoli, in Campania, insomma, cresce sempre di più tutto quello che è musica rap, hip hop, tipo gruppi come i Cosang o tantissimi Sì, a altri? Napoli abbiamo artisti che, di un calibro molto elevato e secondo me bisognerebbe spingere questi talenti come i Cosang, come Svez, Uomo Disu, Scarrafon, tutte... Scarrafon? Scarrafon, Wow, Scarrafon. sicuramente È una mamma- litterazione con microphone, Scarrafone. Capito, va bene. Allora, noi tra Esatto. poco torniamo con Kid Slam con un freestyle su Napoli. Sì, quello sì, sarà molto sì. improvvisato e poi sentiremo questo pezzo nuovo molto anni 80. Ma subito tocca a Giovanotti che, come sapete, è immancabile in questa estate 2011. Eccolo, il più grande spettacolo del mondo dopo il Big Ben.